Verrà processata in corte d'assise a Padova con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela Melissa Russo Machado, la 29enne che nell'ottobre dello scorso anno ha ucciso la figlia appena partorita affogandola nel water della stanza dove viveva sopra il club notturno Il Serale a Pieve di Sacco. La donna è stata rinviata a giudizio, non era presente in aula al momento, dopo aver trascorso alcuni mesi domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge in Puglia, ha l'obbligo di dimora nel comune barese. Per il pubblico ministero, Sergio Dini, la ballerina italo-brasiliana, sapeva cosa stava facendo ed era mossa dalla precisa volontà di sbarazzarsi della figlia appena partorita. Un omicidio, quindi, non un incidente. La 29enne non è stata perciò accusata di infanticidio, dove la pena massima è di 14 anni. Melissa Russo Machado non potrà così beneficiare di riti alternativi e rischia fino all'ergastolo. Quando i carabinieri entrarono nella stanza sopra il nightclub all'alba del 29 ottobre del 2024, scoprirono l'orrore. La neonata, nata perfettamente sana e al termine della gravidanza, era stata gettata nel water. Melissa Russo Machado aveva anche tirato lo sciacquone nel tentativo di far scomparire il corpicino della bambina. L'autopsia ha chiarito che la piccola è nata viva e morta in seguito per annegamento. Secondo i periti, inoltre, la 29enne era lucida, capace di intendere di volere mentre uccideva la figlioletta.